Intanto benvenuti qui a Casarsa. Immagino che l'altra volta mi sono chiesto di diversi studenti se è la prima volta che venite qui a Casarsa, me l'avete vista sulla cartina geografica. Comunque vi do veramente il benvenuto a nome dell'amministrazione comunale. Questa sera anche con me ci sono dei consiglieri, c'è l'assessore Paola Zia e così volevo, per chiudere questa serie di serate che sono state veramente bellissime, interessanti, ringraziare il professor Cevolin che ha messo a disposizione tutte le sue capacità, le sue conoscenze, no? Per farci avere dei relatori veramente di alto livello su una tematica che purtroppo è ancora attuale. E voglio ringraziare appunto poi l'associazione Storia, l'IMES e la SOCI che questa sera sarà rappresentata qui dal senatore Ludovico Somego, che dovrebbe arrivare a momenti, che è anche il presidente dell'associazione Norberto Bobbio di Pordenone. No, la Socint è rappresentata da Marco Blanchini, che è il segretario, e dal sottoscritto, che sono il vicepresidente della Socint FVG. Scusate, una serie di associazioni, ecco, la memoria. Ecco, comunque, volevo ringraziare veramente tutti quelli. Stasera abbiamo veramente il grosso piacere di avere con noi il professor Parsi, che credo poi lo presenterà il professor Cevolin, ma penso che lo conosciate molto bene, no? Perché spesso ci allieta con i suoi interventi interessanti anche nelle TV nazionali. Il senatore, ecco, lo stavamo aspettando, ho tergiversato un po' Ecco, abbiamo il piacere di avere il senatore Ludovico Somego, che saluto, e che anche lui partecipa a questa serata. Niente, chiudiamo perché iniziamo subito. Approfitto per farvi gli auguri. Approfitto intanto per dire che queste serate, queste che abbiamo fatto, non saranno le ultime, perché il prossimo anno avremo la possibilità, grazie sempre al professor Cevolin, di fare ulteriori serate sempre in questa sede o casomai anche disponibile anche al teatro. Comunque approfitto per fare a voi gli auguri di buone feste, di un buon Natale, un felice anno nuovo, un 2023 che sia segnato da serenità e anche pace, visto che l'argomento che affronteremo anche stasera riguarda purtroppo un tema di questa caratura. E cosa vi dico? Allora io vi saluto, mi accomoderò con voi, mi interessa guardare da quella parte i relatori, e buona serata, e arrivederci per i prossimi incontri. Grazie Sindaco. Nel posto, diciamo, per la telecamera, e quello che volevo dire è ecco qua, benissimo. E volevo presentare brevemente il relatore. Le collaborazioni sono state richiamate dal sindaco e sono la Bobbio, la Socint, la società italiana di intelligence, che è presieduta dal professor Mario Caliciuri, ma che ha una sua realtà qui in Regione Friuli Venezia Giulia, ed è presieduta in Friuli Venezia Giulia dal professor Foresti, e che mi ha delegato anche a portare i saluti per la Socint FVG, e il segretario, che è il dottor Marco Blanchini, che è qui presente con noi. E presento velocemente il relatore, che è Vittorio Emanuele Parsi, professore ordinario di Relazioni Internazionali all'Università Cattolica di Milano, insegna anche all'Università della Svizzera Italiana. Per quanto riguarda il focus qui
a Casarsa della geopolitica per le imprese presiede l'ASERI, che è un'alta istituzione di studi sulla economia e le relazioni internazionali, è membro fondatore della Società per lo studio della democrazia, e questo ha un'importante influenza su questo libro. Le cose però che a me interessano di più, per una questione di simpatia umana, sono due. Uno, che è riservista, il professor Parsi, della Marina, ufficiale della Marina italiana, dopodiché anche è giocatore. Io prima ho detto, quando l'ho presentato al sindaco, ex giocatore di rugby, ma a un certo livello, con una squadra, il Monza, no? Il Monza era la squadra. Ecco, l'ultima squadra con la quale ha giocato, però ecco, mi ha subito corretto il professor Parsi, che come ci insegna anche un altro amico di storia, che è Elio De Anna, che è stato anche nazionale italiano di rugby, non si smette mai di essere rugbisti. E infatti vedrete che, perché questo aspetto del rugby mi piace molto, perché diciamo, uno degli ultimi libri che abbiamo presentato come storia è il Titanic. Li abbiamo presentati tutti e due, Titanic 1 e Titanic 2. L'ultimo, Titanic 2, è naufragio o cambio di rotta per l'ordine liberale. Però proprio io lo attribuisco a questo un po', al rugby, cioè ha una grande attenzione per l'ordine liberale, è uno studioso delle democrazie liberali, e anche, potremmo dire, il professor Parsi, con questo libro che presentiamo oggi, Il posto della guerra, il costo della libertà, anche un po' un tifoso qui, ci spiega come ci sia una necessità e anche ne valga la pena di lottare per la libertà in questi tempi, e lo fa richiamando anche un personaggio per l'Europa molto importante, che è Jan Palach, proprio in questo libro, e quindi ci richiama a delle categorie di lotta per la libertà che comportano anche un certo sacrificio. E infatti il libro è Il posto della guerra e il costo della libertà. E a introdurre il dibattito con una prima domanda ci sarà anche il senatore Sonego, che è al mio fianco, che è uno dei fondatori dell'associazione Norberto Bobbio di Pordenone, e che è stato anche, come senatore, guida capodelegazione del Parlamento italiano nell'ambito INCE, Iniziativa Centroeuropea, e ci dirà come gli stati di quest'area, di questa Europa centro-orientale, vedono questa situazione, cioè il ritorno della guerra in Europa dopo la ex Jugoslavia, la guerra in ex Jugoslavia. Subito la parola al professor Vittorio Emanuele Parsi, che accogliamo con un applauso. Bene, grazie della lusinghiera introduzione, eccessiva introduzione, direi, e eccessivamente lusinghiera. Non ero mai stato qui, e quindi sono contento particolarmente per essere in questa bella cittadina, direi, insomma, vista la dimensione della città. Allora, il concetto, il posto della guerra, perché sostanzialmente per tutta la sua lunga storia, potremmo dire per oltre 2000 anni, l'Europa è stato il posto della guerra sostanzialmente, cioè il continente più bellicoso che conosciamo. La gran parte delle guerre che sono state schedate, per così dire,
dagli studiosi si sono svolte in Europa tra il 500 a.C., diciamo così, e l'altro ieri. Questa bellicosità del continente si è accentuata con la modernità politica, si è accentuata a partire dal 600 per un fatto fondamentale, per il fatto che l'Europa si è costruita in un sistema di stati e gli stati sono l'organizzazione dello Stato è una formidabile invenzione istituzionale, un artificio, per così dire, geniale, perché riesce a concentrare in maniera spettacolare le risorse di violenza, no? Monopolizzare l'uso della forza, per così dire, ma anche le risorse di lealtà politica e di inclusione, la capacità di estrarre dalla società tanto risorse economiche quanto risorse, diciamo così, ideali, di gran lunga superiore a qualunque altro tipo di istituzione politica. Questo ha prodotto, a partire proprio dal secolo delle scoperte, come lo chiamiamo noi, il secolo delle esplorazioni, ha prodotto una straordinaria capacità dell'Europa di espandersi nei confronti del mondo vicino, dove l'espansione ha significato in linea di principio forme di imperialismo, colonialismo, perché c'è un collegamento forte con la costruzione dello Stato, perché in qualche modo lo Stato funziona molto bene per rispondere al problema per cui viene concepito. E il problema che lo Stato ha di fronte è quello della guerra civile, non è quello della guerra internazionale. Lo Stato è la risposta alla inimicizia, per così dire, tra vicini, quelli che vivono nella stessa comunità, e funziona benissimo. Funziona talmente bene che accumula una quantità di risorse che è in qualche modo eccessiva, superiore alle necessità per portare la pace civile interna. E quindi progressivamente, a mano che lo Stato si realizza, si costruisce, queste risorse vengono impiegate per ampliare la giurisdizione, per così dire, dei singoli Stati, in maniera violenta. La causa intrinseca della guerra in Europa è proprio la strutturazione del sistema europeo in Stati. E gli Stati europei fanno due cose, se ci pensate, praticamente a partire dal XV secolo, dalla fine del XV secolo. Da un lato, appunto, si espandono verso l'esterno, complessivamente, con una straordinaria facilità. Potremmo dire, citando Carlo Maria Cipolla, vele e cannoni, da un lato, l'innovazione tecnologica, e dall'altra parte però appunto lo Stato, quello che porta Cortés a ridurre Montezuma, l'impero di Montezuma in cenere nel giro di pochissimo tempo non sono 4 cavalli, 2 schioppi e un po' di armi d'acciaio, sono che Cortés ha nella testa lo Stato, e Montezuma no, è quello che darà la superiorità totale. Però contemporaneamente le risorse che vengono portate verso il centro, verso l'Europa, predate progressivamente intorno, gli Stati europei le usano per farsi guerra tra di loro. Infatti, quando noi così come noi dobbiamo riconoscere, no, l'attitudine imperialista e colonialista dei paesi europei per tanti secoli, non dobbiamo mai dimenticare che questo colonialismo era associato alla bellicosità tra gli europei, perché altrimenti ci raccontiamo solo metà della storia. È importante capire il rapporto che abbiamo con l'esterno, ma è importante capire qual è stato per tantissimo tempo il rapporto domestico. Questa lunga questione si cerca, diciamo così, di tenere sotto controllo la bellicosità europea con una prassi che è completamente inefficace, che è l'antica prassi del cosiddetto equilibrio di potenza, del bilanciamento della forza tra gli attori. Perché è inefficace? Perché il bilanciamento non funziona, sono state fatte più guerre per l'equilibrio, per restaurare l'equilibrio, per costruire l'equilibrio, per opporsi
ai tentativi egemonici nel corso dei secoli in Europa che non per conquistare l'egemonia sul continente. Quindi è un meccanismo che non funziona perché deve essere continuamente provato e porta a un rapporto con la guerra che è un po' particolare, perché la guerra da un lato è il fallimento dell'equilibrio e contemporaneamente però la guerra è anche lo strumento per consentire l'equilibrio, quindi un rapporto un po' ambiguo, per così dire. E il Novecento è il secolo in cui tutte le teorie dell'equilibrio vanno al creatore, per così dire. 2 guerre mondiali nel giro di 25 anni, noi le chiamiamo mondiali per pudore, ma sono 2 guerre europee che coinvolgono il mondo nelle diatribe che hanno gli stati. E alla fine della guerra c'è un cambiamento. Il cambiamento non è un cambiamento, scusatemi, non è un cambiamento neutrale, cioè non è un cambiamento, come potrei dirvi, astratto. È un cambiamento che è orientato rispetto a un punto. Ridurre la bellicosità del sistema europeo, quindi rendere meno ricorrente e distruttiva la guerra, ma farlo trasformando il sistema internazionale in un mondo ospitale, non per tutti, ma in un mondo ospitale per le democrazie. E questo è il punto che noi poi dimentichiamo. Lasciamo cadere, no? Spesso nei nostri discorsi, perché dopo 80 anni di democrazia la diamo per scontata. Ma la costruzione del sistema politico, soprattutto in Europa, dove si realizza con grande sofisticazione, diciamo così, sofisticatezza, scusatemi, ma in realtà complessivamente muove da questo punto, rendere il mondo un posto sicuro per le democrazie, per fare in modo che le democrazie non siano più quel rinoceronte bianco delle specie politiche sempre minacciato di estinzione, che era stata la breve storia del ritorno della democrazia sulla scena politica del mondo dopo 2000 e passa anni di sua completa scomparsa. Quindi trasformare il mondo in questa maniera. Attraverso che cosa? Attraverso la costruzione di istituzioni internazionali. Pensate all'ONU, pensate alla Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, l'Accordo Generale sulle tariffe e sul commercio, il sistema dei cambi fissi, cioè tutta una serie di cose che prima erano inesistenti per governare il mondo, per renderlo, come recitava appunto la formula, rendere l'ambiente internazionale il più simile possibile all'ambiente domestico, ma l'ambiente domestico delle democrazie. C'è un posto governato dalla forza della legge, dal contratto, potremmo dire, e non più regolato dalla legge della forza. Questo era lo scopo. È quello che cambia progressivamente il mondo dal 44-45 in poi, ma che in realtà lo cambia radicalmente già nelle premesse e che trasforma la nostra vita. Laddove questa operazione riesce, è un'operazione che trasforma anche le istituzioni politiche domestiche, perché per uscire dalla logica dell'equilibrio di potenza, che è quello che Putin tira fuori di tanto in tanto ancora, no? Il bilanciamento, le sfere di influenza, tutte cose che, come vedete, provocano conflitto continuamente, perché bisogna intendersi su cos'è la sfera di influenza di ognuno, eccetera, eccetera. Cambia radicalmente la logica e pensa che se il problema è la sovranità degli stati, cioè il fatto che gli stati sovrani siano molto dotati di risorse, troppe risorse per così dire, ci sia quindi una forma di, ci sia, come potrei dire, il demone della sovranità. Beh, al demone della sovranità bisogna opporre un altro demone, ma di natura diversa. E il demone di natura diversa sono gli spiriti selvaggi del mercato. Ed è addomesticando queste due forze, queste due fiere metaforiche, che si costruisce un sistema in cui in qualche modo la costruzione di una grande economia di mercato tiene a bada la dimensione della sovranità politica e contemporaneamente la sovranità politica tiene a bada gli eccessi del mercato. Questa è l'idea, che è completamente nuova rispetto al passato.
perché cerca di fare interagire due grandi reami esistenti, non bisogna costruire niente. In questo è un approccio tipicamente liberale in senso razionale, il frutto del secolo dei lumi, per così dire, di quel tipo di pensiero. Non devi costruire niente, devi prendere le forze che ci sono già e semplicemente, tra virgolette, portarle a cooperare e non a confliggerle, usarle come per costruire un arco. Questa è l'idea nuova, ed è un'idea nuova che trasforma proprio principalmente quella parte di mondo, cioè l'Europa, il cuore dell'Europa, che era stato responsabile dei grandi conflitti. Lo trasforma non solo in termini di rapporti tra gli stati attraverso le istituzioni, ma dentro gli stati. E trasforma, se ci pensate per un attimo, lo stesso concetto di Occidente, che non è più soltanto prevalentemente, poi torno su questo punto perché il depositato di 4-5 secoli di espansione nei confronti del mondo, quello che fa sì che la ricchezza materiale che si è depositata intorno a noi nel corso dei secoli, quello resta, non è che possiamo secedere dal nostro passato. La politica come la vita non è, potrei dirvi, un passaggio di rotture, ma sono trasformazioni che devono in qualche modo tenere insieme tante cose diverse. Ma lo trasforma nel senso proprio che oggi, cioè oggi, dopo 45, l'Occidente è principalmente espresso da un triangolo nuovo, che potremmo dire costituito da democrazia rappresentativa, economia di mercato competitiva, società aperta. Queste tre cose connotano l'Occidente post-bellico e non connotavano l'Occidente pre-bellico. E lo trasformano in maniera talmente radicale che paesi che erano legati da inimicizia totale e da diffidenza totale, pensate paesi, popoli, governi, ma a differenza poi nei sistemi predemocratici conta poco, come la Francia e la Germania, sono in seguito a questa trasformazione paesi legatissimi, ma in senso pacifico. L'ostilità franco-tedesca ha connotato la politica europea dalle guerre rivoluzionarie fino alla seconda guerra mondiale. Oggi penso che non esistano due popoli più intimamente legati dei francesi e dei tedeschi, cioè che non riescono a percepirsi minacciosi gli uni rispetto agli altri. Una trasformazione radicale. Chiaro che quando io dico questo non vi sto facendo un racconto delle magnifiche sorti progressive, no, sto dicendo che chiaramente il vecchio Occidente esiste, continua ad esistere, il nuovo Occidente parte da lì e c'è una continua tensione tra queste due dimensioni, no? L'abbiamo visto concretamente nei sanguinosi e lunghi processi di decolonizzazione. Potrà essere costati tante vittime ai paesi coloniali affinché potessero rendersi indipendenti nel secondo dopoguerra, quindi proprio in concomitanza col processo di trasformazione dell'Occidente, hanno anche messo a rischio la tenuta delle istituzioni politiche. Non è un paradosso che proprio uno dei pochi sistemi democratici radicati in Europa, la Francia, abbia conosciuto nel devastante processo di decolonizzazione prima dell'Indocina e poi dell'Algeria un rischio per le sue istituzioni democratiche domestiche, poi uscita con una serie di vicende che voi tutti conoscete, estremamente eccezionali, per così dire. Per cui non vi sto facendo il racconto della notte di Natale, visto che si avvicina la faccenda, no? E quindi arrivano i re magi o chi per loro, e tutti vissero felici e contenti, ma va là. Però vi sto dicendo che c'è un'identità nuova che subentra nei paesi europei e nell'Occidente nel suo complesso, che lega intimamente il destino della dimensione internazionale e il destino della dimensione domestica, che fa sì che le istituzioni democratiche interne all'Europa, ai paesi europei, si possano diffondere perché hanno come
cornice un insieme di istituzioni politiche internazionali che rispondono agli stessi principi e alla stessa logica, cioè la logica delle democrazie. Non c'è dubbio che il fatto che quelle democrazie siano anche gli stessi posti eredi di secoli di imperialismo rende l'operazione da un lato più complicata, guerra su guerra che appunto sono appena concluse nel 1945, ma dall'altra parte con a disposizione risorse, questo è innegabile. E questa consapevolezza però non ci deve fare buttare via, come si direbbe a Milano, ma penso in tutto il mondo, l'acqua sporca con il bambino dopo il bagnetto. Perché l'effetto trasformativo c'è, è innegabile. Quindi mentre noi che siamo dentro constatiamo fortemente l'effetto trasformativo, la nostra visione della politica estera, della politica internazionale, occidentale, è molto più simile attraverso i confini, cioè noi vediamo il mondo in una maniera non così diversa da quella vede un nostro contemporaneo tedesco, francese, inglese, giapponese, che non attraverso il tempo, cioè non nella visione della politica estera o internazionale che poteva avere mio padre o mio nonno rispetto alla mia. Cioè in orizzontale c'è stato un effetto di convergenza incredibile rispetto a quello che invece è la cesura sul passato, no? L'articolo 11 della Costituzione, spesso evocato in questi mesi, e tante volte evocato quanto male evocato, devo anche dire, ci parla proprio di questo. Ci parla proprio di questo. E se noi la smettiamo per un attimo di essere i classici italiani che si guardano l'ombelico sempre, convinti di essere gli unici al mondo, no? Più creativi, più intelligenti, più eleganti, più belli, la miglior cucina, tutte queste sciocchezze. Dobbiamo sapere che l'articolo 11 della Costituzione è stato scritto così nel 48. E l'articolo 2 della Carta delle Nazioni Unite dice la stessa identica cosa 3 anni prima, nel 45. Quindi senza nulla togliere alla intelligenza e alla capacità dei padri costituenti di stare connessi con l'epoca, è evidente che quello che c'è scritto lì dentro è scritto lì dentro perché sei in un momento in cui il mood culturale, la trasformazione della cultura politica nel mondo è quella. Quindi ovviamente gli italiani scrivono una Costituzione in cui vanno a discorrere la guerra come strumento ordinario di politica internazionale. Allora, noi vediamo fortemente questo e contemporaneamente non possiamo dimenticare che chi è fuori d'Europa è più attento sicuramente al fatto che i paesi che oggi sono democratici però sono anche le ex potenze coloniali. Questo lo dico semplicemente perché capite come dentro il concetto di Occidente, no? C'è un Occidente di un tipo, un Occidente di un altro, c'è dal mio punto di vista questa operazione per cui una cosa va a declinare, l'altra va a sorgere, ma devo tenere conto non solo della temporalità, ma anche del punto, dal luogo d'osservazione, chi è dentro e chi è fuori. E da dove guardi le cose le vedi meglio o peggio, non vuol dire che una cosa sia giusta o sbagliata, una falsa o una vera, ma vedi prospettive diverse. Perché sottolineo questo? Perché quando Putin aggredisce l'Ucraina e accusa l'Occidente di doppiopesismo, di ipocrisia, ha in mente benissimo il vecchio Occidente e si comporta esattamente come si comporta una potenza europea fino al 1945. Mi serve una cosa, la prendo con la forza. E non a caso. Putin non riconosce la trasformazione dell'Occidente che c'è stata, ma non a caso, perché tutti i discorsi di Putin a partire da quelli del 2006 in poi, quindi non da ieri, da ormai un lunghissimo periodo, sono discorsi di denuncia dell'efficacia della democrazia, di denuncia della capacità della democrazia di essere regime politico per eccellenza nel sistema e di riproposizione di una concezione autoritaria della politica che con la democrazia è incompatibile. A ricordarci che non esiste una dimensione della politica internazionale separata dalla dimensione della politica interna. Le due cose si tengono sempre. Questo è il punto fondamentale, spiego. Quindi
quando io dico Putin vede una cosa e denuncia una cosa perché ha in mente che in un mondo come quello fino al 1945, dominato da potenze coloniali come la Russia, che è l'ultimo impero coloniale europeo sopravvissuto, il suo comportamento sarebbe accettabile e per nulla esecrabile, mentre la forza della denuncia arriva dal punto di vista della trasformazione che hanno subito proprio quei pezzi di mondo che fino a quel momento erano stati i più aggressivi, i più imperialisti. Ecco perché secondo me è sbagliato evocare il Novecento come il secolo del suicidio dell'Europa, della perdita di potere dell'Europa. Non è questo il punto centrale. Il punto centrale è che il Novecento è stato il momento di cui l'Europa è risorta, trasformata. È la trasformazione l'elemento cruciale. Non avere un po' più di potere, un po' meno di potere. La trasformazione significa che noi oggi concepiamo il potere e l'autorità e la fondazione legittima dell'autorità del potere in una maniera completamente diversa e innovativa rispetto a quella che era vigente nelle nostre terre, mica chissà dove, fino al 1945. Quindi questi sono gli elementi, se volete, che ci aiutano un po' a capire come ci siano visioni diverse, ma le visioni diverse non sono equivalenti dal punto di vista etico-giuridico. E quindi quando noi guardiamo alla politica internazionale non dobbiamo mai scambiare un giudizio equilibrato, l'equilibrio di giudizio, cioè, con l'equivalenza delle ragioni degli attori che andiamo a considerare. Né più né meno di come farebbe un giudice che di fronte a una legge che si applica cerca di capire le motivazioni del delitto, la causa che spinge a compiere un'azione delittuosa, ma mai sognerebbe di dire sono un giudice equo se tengo in equilibrio le ragioni dell'aggressore e dell'aggredito. Funziona così. C'è un principio e un diritto e c'è la violazione del principio e la violazione del diritto. E queste sono cose che sono molto importanti perché, dal mio punto di vista sempre, perché la democrazia si tiene a livello domestico se i principi dell'ordinamento internazionale sono coerenti con i principi delle democrazie domestiche, delle democrazie interne. Se quei principi vengono sfidati impunemente, tutta quella costruzione istituzionale che dal 1945 in poi è stata realizzata e che in Europa ha conosciuto forme particolarmente innovative, raffinate e complesse di costruzione, come è quella cosa che si chiama Unione Europea e che tiene, no? Una forma nuova di comunità politica fondata su stati sovrani che possono persino uscirsene, come l'esempio della Brexit attesta, ma che fin quanto stanno dentro sono coesi tra di loro, nonostante mantengano differenti interessi nazionali, mantengano differenti constituencies politiche, cioè popoli, tra virgolette, politici a cui fare riferimento e via discorrendo, tutta questa cosa diventa estremamente difficile da mantenere in piedi. Perché l'Unione Europea sta in piedi se noi ragioniamo sul fatto che a tendere si rafforza sempre di più un ambiente internazionale fitto di istituzioni coerenti con le istituzioni democratiche. Se tutto questo non c'è, la credibilità, il futuro plausibile dell'Unione scende. E non è un caso che lo vediamo adesso, no? Cioè che di fronte a un'aggressione, a una guerra, attori che dentro l'Unione, pensate all'Ungheria, stanno conoscendo un momento di forte deriva reazionaria che li porta a essere al limite, noi potremmo già dire oltre il limite del cosiddetto acquis communautaire, cioè delle regole del club, per così dire, delle democrazie, adesso rialzano particolarmente la testa, perché è un momento in cui sembra che le cose vacillino. Vado un po' per spot, non solo perché non voglio parlare di tutto il libro nella speranza che voi lo leggiate. Okay? Io posso dirvi qualche cosa, ma se voi non lo leggete
un racconto non è come una lettura. Secondo elemento su cui vorrei attirare la vostra attenzione, la guerra. Perché la guerra è un elemento complicato. La responsabilità di Putin, chiaramente al di là di massacrare gli ucraini, è aver riportato la guerra in Europa, evidentemente. La guerra in Europa come guerra tra stati, volta alla modifica dei confini tra stati vicini, non esiste più dal 1945. Tutte le guerre della ex Jugoslavia sono una lunga e ininterrotta guerra civile. Può anche essere vista come una lunga e ininterrotta guerra della Repubblica Serba contro le altre repubbliche della ex Jugoslavia che non intendevano più stare con lei. E accenno solo questo per evitare di dare l'impressione che non prende in considerazione le cose che potete dire difficili. Persino l'intervento in Kosovo della NATO è la conseguenza di quella guerra civile jugoslava. Non ci sarebbe stato senza la guerra di Bosnia, senza Srebrenica, senza tutto quello che è successo nel decennio precedente. Ma poi c'è un problema non solo fisico, quindi non c'è solo un problema della rottura di un processo che si interrompe e quindi deve essere, non ci si può girare intorno, non si può ripristinare lo status quo ante, che ha dei limiti grossi di chi continua a parlare del torniamo come prima. È impossibile tornare come prima. Non si può tornare a essere bambini, ingenui, vergini, non so come dirvi, la rottura c'è stata. Quindi se vogliamo avere lo stesso tipo di effetto che abbiamo avuto prima di questa guerra, bisognerà capire come diavolo si fa partendo dalla guerra, non facendo finta che la guerra non ci sia stata. Ma c'è anche un problema quindi non solo fisico, diciamo così, ma c'è un problema concettuale. Perché il problema concettuale è che non c'è dubbio che la democrazia, proprio perché si fonda su principi della legge, del contratto, della pace, educa i suoi cittadini a essere pacifici. Questo non c'è dubbio. La democrazia si fonda sulla non violenza dentro la comunità politica. C'è una lunghissima educazione a questo, di cui noi a volte non ci accorgiamo neanche, tanto è implicita. Le maestre e maestri all'asilo, quando i bambini vogliono, nelle giornate che lo consentono, una parte vuole andare in giardino, una parte vuole stare dentro, se non si possono dividere, fanno votare. Quanti vogliono andare fuori a giocare, quanti vogliono giocare dentro, allora vince la maggioranza. Oggi facciamo così, domani. A noi sembra normale, ma non è per nulla normale. È proprio zero, cioè. Una volta si sarebbe detto cosa vuol fare il figlio del sindaco. Se il figlio del sindaco vuol fare quello, si fa quello che vuol fare il figlio del sindaco. Gli altri si adeguano, punto, fine. Cioè, questo è il passaggio. Viviamo dentro una cultura democratica che è una cultura che è la più coerente rispetto appunto a quel lungo sviluppo della filosofia razionalista e illuminista che c'è stato a partire dalla fine del Seicento in poi. Noi a volte siamo talmente permeati da questa cultura, da questo pensiero, che lo diamo per scontato, non ce ne accorgiamo, no? Quindi solo quando ci viene sottratto ci accorgiamo che c'è qualcosa che non va, un po' come capita con l'aria, solo quando non la puoi più respirare che ti accorgi che respiri continuamente e se manca l'aria muori. Allora, non c'è dubbio che una lunghissima pratica di pace, che non significa che non ci siano stati conflitti, ma di pace sostanziale, in maniera analoga a quello che ci fu durante la Belle Époque, chiamata Belle Époque dai contemporanei dell'epoca, mica da noi, no? Poi perché non c'era la guerra tra le grandi potenze, non è che non ci fossero guerre chiaramente. Ci ha portato sicuramente a non porci più di tanto il problema di qual è il posto della guerra nella cultura della democrazia, che è un tema importante invece, che è un tema importante perché ripropone il classico, il sempiterno problema che aveva già, o dilemma se preferite, che aveva già sollevato Karl Popper,
tanti decenni fa. Possiamo essere tolleranti con gli intolleranti? E la risposta di Popper era molto chiara: no, non si può essere tolleranti con gli intolleranti, perché se si sarà tolleranti con gli intolleranti, l'attimo dopo sarà finita la tolleranza, perché prevarranno gli intolleranti. Allora il problema è quello della difesa della democrazia, che è un problema complesso. Intanto perché oggi veniamo da un lungo periodo in cui la nostra sensazione giusta è che la democrazia sia minacciata da una serie di problemi interni, per così dire. Principalmente si è minacciata dal fatto che nei nostri sistemi democratici la progressiva concentrazione della ricchezza ha generato una concentrazione progressiva anche del potere politico al di fuori delle istituzioni politiche deputate. È una lunga questione questa, se ci pensate per un attimo, perché quella cultura dei lumi, quella cultura liberale in senso molto ampio, che noi in italiano definiremmo anche democratica per tanti aspetti, si pone un problema che cerca di risolvere attraverso una serie di meccanismi che sono meccanismi che tendono ad affermare un principio, non sono meccanismi astratti o slegati dalle finalità. Si pone il problema di limitare la concentrazione del potere e le conseguenze negative della concentrazione del potere. E lo fa costruendo appunto il legame di cui vi avevo parlato all'inizio, istituzioni domestiche in cui il potere politico si palesi, puro per così dire, e possa essere quindi imbrigliato attraverso quella che si chiama la separazione dei poteri. Il potere politico che fa sì che il Presidente degli Stati Uniti, che in teoria, che di fatto controlla una quantità gigantesca di risorse di forza, di potere politico, però non le può controllare da solo. È controllato a sua volta da un congresso, il quale a sua volta, e i due a loro volta sono controllati da una Corte Suprema e via discorrendo. Però l'esperienza comune è che negli ultimi 30 anni, paradossalmente proprio utilizzando quel meccanismo della costruzione di un grande mercato internazionale per tenere a bada la sovranità degli Stati, si sia verificata una concentrazione di potere economico talmente forte da produrre una concentrazione di potere politico che svuota la capacità delle istituzioni di controllare il potere, di limitare il potere. Vi faccio solo un nome: Musk, il vecchio Elon. Non devo dire altro, no? C'è un problema oggettivo. C'è un problema oggettivo sul fatto che le persone, i cittadini non vanno a votare, che i cittadini non ritengono di avere una capacità di voice, di poter essere rappresentati, non rappresentati semplicemente andando a votare una volta ogni 4 anni, 5 anni, 6 mesi, dipende dal paese, ma una capacità di essere rappresentati nel senso di poter incidere sull'agenda politica, quindi sulle decisioni, fare l'ordine del giorno, per così dire, di poter cambiare le decisioni a seconda e per questo quindi cambiare le maggioranze dei partiti. Perché capite bene che se si va a votare solo per cambiare il personale del partito A con il personale del partito B, e magari il partito A riesce a stare in 4 coalizioni in successione in una legislatura, e poi alla fine comunque le politiche più o meno sono sempre quelle, dopo la gente evidentemente si sente un po', come potrei dirvi, no? Sottorappresentata. Allora, noi abbiamo riflettuto molto su questo e non abbiamo risolto la questione. E contemporaneamente c'è un attacco esterno in questo momento ai confini della democrazia, che non a caso utilizza le debolezze intrinseche che si sono prodotte, che abbiamo lasciato prodursi senza curarle in questi 30 anni soprattutto, come il grimaldello per cercare di dire che cosa? Ma in fondo che differenza c'è tra un'autocrazia e una democrazia? E invece su questo noi dobbiamo recuperare il punto che c'è una differenza sostanziale.
è la differenza sostanziale che nelle democrazie, proprio perché si abbandona la forza nel confronto interno per fidarsi reciprocamente, esattamente come capita nel contratto, c'è un prerequisito fondamentale, che è la buona fede. Cioè il non mentire. La verità è la moneta che si scambia dentro la democrazia, è la verità che consente oggi al sindaco di casarsi, di poter dire a me che magari sono il suo sfidante, guarda, credimi, è questo. Poi ci divideremo, discuteremo anche aspramente sulle soluzioni, ma io devo pensare che non mi sta mentendo sui dati e viceversa. È questo che genera quella possibilità di deporre progressivamente le armi, di fidarci reciprocamente anche all'interno di un conflitto molto aspro di interessi, di valori, di passioni, quello che volete voi. E nei sistemi autoritari, nelle autocrazie, la moneta che passa è la menzogna. A iniziare dalla prima, che il leader non sbaglia mai e fa l'interesse del popolo. Per cui se Putin invade l'Ucraina in maniera non solo criminale e illegale, ma anche in maniera organizzativamente, in maniera spaventosamente inefficace, la colpa non è sua. Perché Putin può sostenere di fronte al Consiglio di difesa russo che lui ancora pensa che gli ucraini sono un popolo fratello, ma che sono gli altri che hanno spinto gli ucraini ad opporsi. Poi il fatto che gli ucraini muoiono sotto le bombe russe è un dettaglio del tutto secondario. È quello che consente nel regime russo di poter mettere in galera gli oppositori politici che si rifiutano di chiamare operazione militare speciale, questo carnaio, poterli mettere in galera per 10 anni. Guardate bene, non sto dicendo, scusate ancora una cosa, è quel sistema che legittima la corruzione, che il cui effetto ultimo è la disastrosa conduzione delle operazioni militari. Un'armata corrotta che combatte per motivi che non si capisce. Gli effetti del sistema autoritario nel produrre corruzione a noi italiani non lo devono spiegare, non li devono spiegare. Noi siamo entrati nella seconda guerra mondiale impreparati per motivazioni assurde, con i generali che dicevano che andava tutto bene, con gli industriali che dicevano che le carri armate di latta erano eccezionalmente a posto, con le nostre navi senza radar, perché tanto il radar non era un problema, il paese che aveva Marconi. Cioè, sappiamo cos'è la corruzione, cosa significa, cos'è la corruzione intrinseca dell'autoritarismo. Eppure a volte anche qua, no? Ce lo dimentichiamo, guardiamo, vediamo come se non contasse. Allora, c'è una differenza sostanziale che noi dobbiamo recuperare sulle ragioni della democrazia e sulle ragioni dell'autocrazia, che non è una questione semplicemente appunto di un'etichetta di regime, è quello che c'è sotto, è il nome della cosa, no, è la cosa a cui viene dato quel nome che fa la differenza. Ecco perché è tutto questo che è in gioco in questa guerra. Tutto questo. È molto semplice. E non è possibile che ci siano, e soprattutto sulla stampa italiana che brilla come al solito per approssimazione. Non ci può essere un risultato che possa andare bene un po' a tutti. Non è così. Siccome questo conflitto è un conflitto portato sui principi innanzitutto, cioè sulle regole del mondo, sulla maestria, potete dire, sulla l'esperienza, l'expertise sulle regole, su quali sono i principi che fanno funzionare questo sistema, che sono stati così forti da avere avviluppato per un certo periodo anche sistemi autoritari. Durante la guerra fredda l'Unione Sovietica, nel momento in cui tentava politiche magari aggressive,
però poi stava dentro il sistema. Nel 1948 c'è il blocco di Berlino da parte dei sovietici, ma nel 1948 i sovietici firmano la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e della donna, diremmo oggi. Ma perché lo fanno? Perché la logica del sistema è quello, non vogliono stare fuori dalla logica delle istituzioni. Quindi capite, c'è una forza incredibile di attrazione. Allora, è questo che è in discussione. E noi sappiamo due cose. Anche in Cina abbiamo il leader Massimo Xi che non sbaglia mai. Non sbaglia quando dice che non c'è la pandemia, quando non dice che c'è la pandemia, non sbaglia quando dice che in Cina la pandemia è finita, non sbaglia quando dice che faranno un vaccino che funziona e non lo fanno, non sbaglia quando non vaccina la popolazione, non sbaglia quando li chiude dentro a 7 mandate per perseguire l'obiettivo contagio zero, non sbaglia adesso che cambia idea, ci saranno quante centinaia di migliaia di morti arriveranno in Cina, di una popolazione che è stata chiusa dentro, una popolazione tenuta prigioniera nell'illusione di poter controllare il virus, quindi che non ha nessun tipo di anticorpo rispetto a questa roba che è in giro da 2 anni ormai, più di 2 anni. Allora, una menzogna. Una menzogna. Allora, il punto è che su tutto questo noi dobbiamo farci un ragionamento molto concreto. Che cosa siamo disposti a fare complessivamente per continuare a fare sì che il mondo sia non ostile verso la democrazia? Qual è il costo che siamo disposti a pagare? Perché tanto, appunto, non esistono pasti gratis, si dice. E uno può anche stabilire, perché non c'è niente di più politico della guerra. E quindi in una democrazia non c'è niente più della guerra che debba essere campo di libero giudizio politico. Ognuno di noi, ognuno di voi ha il diritto di pensare, no? Sulla guerra quello che vuole, ci mancherebbe altro. Quindi ha anche il diritto di pensare che, guarda, a me francamente, sai che c'è? Io ti dico che non sono disposto a fare nessun sacrificio per questa roba, non me ne frega niente. Se la vedono gli ucraini. Io non sono convinto delle cose che sento dire. Secondo me non funziona così. Ci mancherebbe altro. È un paese libero ancora. Però bisogna essere poi coerenti sulle conseguenze. Perché le cose per cui vale la pena vivere sono anche le cose per difendere le quali può valer la pena persino morire. E ora noi che siamo in una Repubblica che è nata, come si usa dire, giustamente dalla Resistenza, con una Costituzione che, recependo lo spirito dei tempi, mettendo a sistema l'esperienza drammatica dell'Italia fascista, poi della guerra civile e quant'altro, ha costituito una Costituzione come la nostra, dovremmo ricordarci. E ripeto, si può anche pensare che quel costo io non lo voglio pagare. In un paese che ha il record, tra i paesi sviluppati, ha il record dell'evasione fiscale. Figuriamoci. Se mi potrei stupire più di tanto, perché in un paese che ha il record delle macchine per Milano, la mia città, è la seconda città per parcheggio in doppia fila. Tanto per smitizzare quest'idea che Milano sia traffico ordinato. Balle. C'è molto traffico anche a New York, se siete andati qualche volta. Vi sfido a trovare una macchina in doppia fila a New York. Ve la tracciano quelli di dietro. Semplice. Allora voglio dirvi, cioè, noi possiamo, ognuno di voi giustamente può avere qualunque idea su questo, ci mancherebbe altro. Io nel mio libro cerco di proporvi una lettura di questa cosa. Come ho fatto un po' stasera con voi nel tempo limitato che abbiamo, di darvi un'argomentazione aperta. Come si fa ragionando in termini scientifici? Vorrei dirvi un'ampia argomentazione, ma la parola ampio ormai è inutilizzabile in qualunque contesto che non sia di imbecilli, dopo quello che è successo recentemente, no? Però come si fa tra studiosi, ma non solo tra studiosi, tra persone in cui, se si parte da un criterio di buona fede in cui tutti cerchiamo di capire una cosa,
Io cosa devo fare? Non devo convincerti dell'esito della politica che verrà poi adottata, perché io non faccio il politico, io faccio il professore. Ma devo mostrarti, guarda, io mettendo insieme queste informazioni, che ti faccio vedere quelle che uso, per te andare a controllare, e utilizzando questo tipo di argomentazione, ti faccio vedere come sto ragionando, in modo che tu possa vedere se la mia argomentazione la sposi o no, arrivo a queste conclusioni, punto. Lo scopo è quello di poter consentire a chiunque di arrivare con gli stessi dati, con argomentazioni diverse, a conclusioni diverse, se lo ritiene opportuno, a una condizione: la coerenza argomentativa. Cioè che non ci siano salti logici, ma non perché non ci siano salti logici perché siamo qua a fare un esame voi a me, io a voi, ma perché non ci serve a niente in ultima analisi. Perché dobbiamo evitare, se siamo in un contesto di persone civili che ragionano in maniera sul problema, per così dire, no? E non per far vedere che sei più bravo, che francamente, cioè, capite bene che fossimo qui a combattere per la leadership del mondo, capirei, ma siamo in una discussione, chi se ne frega, cioè di chi è più bravo, più forte, no? Ma se stiamo lavorando in questa maniera onesta e aperta, l'unico problema è cercare di fare in modo che quello che ci diciamo contribuisca a capire, a fornire degli elementi di comprensione maggiore. Perché chiaramente che quando sbagliamo qualcosa lo riconosciamo. Tutto qui, quindi io vi invito a leggere, se vorrete, questo libro con questo spirito, smontatelo, montatelo, guardateci dentro, usatelo per costruire la vostra posizione sulla guerra, non per aderire alla mia o contestare la mia, contestatela pure se volete, se mancherebbe altro, ma non è questo lo scopo. Oggi il New York Times, la TV del New York Times, ha pubblicato in rete un documentario di mezz'ora sui crimini di Bucha, una delle prime stragi compiute dai russi nell'invasione dell'Ucraina. Queste immagini, questo servizio, questo reportage, questo vero e proprio giornalismo d'inchiesta, quello vero, utilizza testimonianze, utilizza filmati, compresi filmati fatti dai soldati russi con le telecamere che hanno sugli elmetti, in cui sono entrati in possesso gli ucraini. Allora vi invito a guardare queste immagini, vi invito a ricordare, non farò nomi perché francamente il fiorfiore dei vecchi ex antichi inviati di guerra italiani che dicevano Buca o Buce, non so mai come si legga, è un fotomontaggio, addirittura guardate, si vedono i morti che si rialzano. L'appello che fecero a marzo 11 grandi cronisti, andate a guardare i nomi, sulla disinformazione in Italia. Guardate nei prossimi giorni, se ce ne sarà uno di questi che non ha il coraggio di andare in una delle televisioni che ha occupato militarmente per tutto questo tempo, chiedere scusa, non per aver sbagliato, perché sbagliare ci mancherebbe altro, si può, ma chiedere scusa per aver assunto una posizione in cui la verità se l'aveva in tasca lui, anche se quel lavoro di andare a guardare umilmente tutte le singole cose non si poteva fare. L'inchiesta del New York Times è stata realizzata in 6 mesi. È certo che se hai problemi di dire dopo 6 minuti la cosa più forte e brillante, allora forse. Il tempo per guardare, per pensare, per verificare le fonti non ce l'hai. Tutto qua, quindi questo è il mio piccolo contributo che volevo darvi stasera, spero di non essere stato eccessivamente dispersivo o eccessivamente confuso, spero di aver suscitato qualche interesse sul libro o comunque sul tema di cui stiamo qui a parlare, che è un tema tragico. E intanto vi ringrazio per l'attenzione. Grazie al professor Parsi per averci messo in contatto col pensiero scientifico internazionale, con le prospettive diciamo anche da ultimo del giornalismo internazionale, con realismo politico e con dietro la Costituzione italiana del 1948.
Il libro, che poi qualcuno può anche acquistare volendo, costa solo 17 euro e ha le categorie di pensiero, per esempio i due occidenti, l'era della divergenza, ripensare le guerre, sono capitoli, diciamo, molto innovativi nel pensiero, quantomeno rispetto a quello che leggiamo normalmente. Ringrazio anche il professor Jelen che è qui in sala, abbiamo un pubblico autorevole, il dottor Marinelli e Claudio Cressati, il sindaco, che hanno voluto questa iniziativa geopolitica per le imprese, il generale Pietro Maccagnano che adesso ha un libro appena uscito su, diciamo, i bunker nel nostro territorio, il colonnello Grizio, PI del Comando delle Forze Operative Nord di Padova, quindi un pubblico autorevole, ma abbiamo anche con noi, come dicevamo, il senatore Sonego, al quale do la parola per una prima domanda, dopodiché apriamo il dibattito e chiedo al professor Parsi di appuntarsi le domande e di rispondere per poi chiudere. Ottimo. Senatore. Buonasera a tutti. Avrete notato, sono arrivato con qualche minuto di ritardo perché mi ricordavo la sala consiliare nell'altro palazzo e sono arrivato qui e devo dire che con stupore ho visto una strepitosa sala consiliare per la quale faccio i complimenti al sindaco e ai cittadini di Pesaro, è davvero una bellissima cosa. Vengo al libro. Assicuro che non ci siamo parlati con il professor Parsi, ci incontriamo per la prima volta questa sera, ma suggerisco davvero di leggere il libro perché unisce il rigore scientifico anche a una piacevolezza della lettura e aiuta a ragionare, mettendo al centro della sua riflessione la questione della democrazia, su cui è bene che torniamo noi sempre quotidianamente, non dandola per acquisita una volta per tutte e anzi considerandola un bene da coltivare. Dentro la questione della democrazia, che è un terreno sempre da esplorare, dicevo, sta anche la questione di come e dove collocare la guerra, che ovviamente è un fatto spiacevole, impegnativo, ma che fa parte, è una delle manifestazioni umane, è una delle manifestazioni degli stati, e dobbiamo fare i conti anche con questo elemento, avendo sempre in mente la questione della democrazia. Io poi vorrei concludere con una domanda che io rivolgo a professor Parsi per sentire la sua opinione. Io ho la mia a questo proposito, ma credo sia interessante sentire anche l'opinione del professore. Sulla questione della democrazia vorrei dire due cose che non sono molto di moda, sono molto consapevole, possono suscitare delle reazioni. La prima cosa che vorrei dire a questo proposito è che sono profondamente convinto della superiorità della cultura occidentale, dell'immensa superiorità della cultura occidentale. Questa cosa che dico, innanzitutto, lo dico io per prevenire le critiche che mi paiono
ovvie, può essere scambiato con un atteggiamento, per un atteggiamento neocoloniale, o addirittura razzista. Quando dico infinita superiorità della cultura occidentale, non mi riferisco agli aspetti religiosi, letterari, mi riferisco al fatto che la cultura dell'Occidente ha prodotto due elementi, e veniamo qui poi anche in realtà al libro del professor Parsi, ha prodotto due elementi che costituiscono essi la superiorità occidentale, altro che crisi dell'Occidente. Il primo elemento è la democrazia. La democrazia è un prodotto dell'Occidente. E il secondo elemento è il capitalismo, che ovviamente è un modello di organizzazione della società con molti difetti, tant'è che c'è anche chi ha pensato di doverlo abbattere per sostituirlo con altre forme di organizzazione sociale, ma a conti fatti democrazia e socialismo, e capitalismo, mi è scappato socialismo perché il socialismo accavallamento dei pensieri, il socialismo pensava di abbattere il capitalismo ritenendolo ingiusto e volendone correggere le storture. Ma dicevo che quei due elementi, democrazia e capitalismo, più di ogni altro istituto, hanno contribuito alla liberazione dell'umanità, al miglioramento della condizione di vita delle persone, con tutti i loro difetti, ma nessun altro ordinamento, con tutti i loro difetti, ma nessun altro ordinamento è riuscito a garantire la liberazione dell'umanità quanto la democrazia e quanto il capitalismo. E io ovviamente sono per migliorare tutti i giorni la democrazia che abbiamo e sono per correggere tutti i giorni i difetti del capitalismo che abbiamo. Però facciamo il giro del mondo, andiamo alla ricerca della controprova e vedrete che è così. La seconda, ribadisco, mi rendo conto che questa affermazione è scioccante, non è per niente politically correct. Da qui derivo anche la considerazione, una conclusione se volete, che l'idea che ci sia la crisi dell'Occidente, che l'Occidente sia al tramonto, proprio non mi convince, ma neanche un po'. Ne volete una prova? Fino a non molto tempo fa era presente molto nelle nostre democrazie, nelle nostre società, la malia dei regimi autoritari, dei regimi autocratici. Allora, propongo di bandire l'ipocrisia. Non sono regimi autocratici, sono dittature. Io propongo di chiamarle per nome e cognome. Basta ipocrisia. Le dittature. C'era la malia dei regimi dittatoriali. Oh, in Cina, hai visto che roba? Oh, comanda uno, ma alla fine, hai visto le autostrade in quanto poco tempo riescono a farle? Oh, in Cina, comanda lui. No, però cavolo, i vaccini li hanno fatti prima di noi. E io, che sono tagliato, vado a San Marino, mi prendo il vaccino cinese oppure quello russo. Alla fine della fiera viene fuori che l'umanità riesce a combattere questo terribile flagello del Covid grazie a Big Pharma, che hanno inventato gli RNA, non il vaccino che ragionevolmente in Cina provocherà 1 milione di morti adesso per le ragioni che diceva il professore. Per questo parlo di superiorità, senza volerci accontentare dei risultati, ma parlo di superiorità per dire che quello è un patrimonio inestimabile. Seconda riflessione, la democrazia non si esporta. Io ritengo che questa sia una sciocchezza. L'idea che la democrazia non si esporta è innanzitutto
una offesa gravissima a coloro i quali, per esportare la loro democrazia dal loro paese in Europa, si sono sacrificati sulle spiagge di Anzio e di Omaha Beach. Se avete in mente la scena finale di Salvate il soldato Ryan, ecco, se avete in mente quella scena lì, c'è il superstite che, passeggiando in mezzo alle tombe di quello straordinario cimitero americano di Omaha Beach, piange, anziano, piange e dice: ma io sarò degno del sacrificio di queste persone? È una domanda che dobbiamo porci anche noi. Hanno esportato la democrazia. Noi che l'avevamo buttata via, perché ce l'avevamo in Italia, avevamo la democrazia liberale, ce l'avevano anche in Germania. Gli italiani e i tedeschi l'hanno buttata alle ortiche e l'abbiamo riconquistata, certo anche con la resistenza. Io sono affezionatissimo, ma se non ci fossero stati i Marines e se non ci fossero stati i soldati Ryan, avremmo Adolfo. Allora, la democrazia si esporta. Naturalmente non è che in virtù di questa, del contrario, dobbiamo fare guerra dalla mattina alla sera. Dobbiamo però cominciare a capire qual è il senso anche delle nostre politiche di relazioni internazionali. La democrazia deve essere il faro delle nostre politiche internazionali, della nostra politica estera. Noi abbiamo smarrito questa bussola qui, perché quando Angela Merkel guidava le delegazioni della BDI, la grande Confindustria tedesca, a Pechino, mettendo da parte la questione dei diritti umani, perché bisognava fare fatturato, Angela Merkel o chiunque altro che facesse quelle cose, anche noi italiani, diceva: non solo non esporto la democrazia, ma porto di qua una riduzione del ruolo della democrazia. Ed è successo così. Allora, ragioniamo su queste cose. È il libro del professor Parsi, La democrazia è il posto della guerra. La domanda al professor Parsi: sulla base di tutte queste riflessioni che il professore ci propone, io credo che sia giusto pensare a costruire la pace adesso. Ma se la pace che ci immaginiamo in Europa la vogliamo costruire sulla base dei presupposti che io condivido, che ci indica il professor Parsi, democrazia e libertà, guardate che, ma poi la domanda mi intriga la risposta del professore, guardate che la pace che noi possiamo immaginare in Europa non è Yalta, che è quel posto nel quale 3 di loro decidono le sorti del mondo e decidono loro, autocraticamente, arbitrariamente, che chi sta di qua della linea Oder-Neisse, supponiamo, o chi sta di qua della soglia di Gorizia, per rimanere in casa nostra, vive in democrazia, e chi vive di là, anche se ha combattuto per la democrazia, vive con la dittatura. Io decido per te. E allora, ragionevolmente, il modello è quello di Helsinki 75, ma Helsinki 75 è profondamente impregnato di quella logica liberale, democratica, anche se fu firmato anche da Brezhnev, che fu costretto a firmare. Allora, la pace non è una pace qualsiasi. La via diplomatica, guarda, se vuoi fare il predicatore fallo, ma se tu dici via diplomatica, e io sono uno di quelli, mi devi dire quale diplomazia. Se dici pace, mi devi dire quale pace. Ecco, allora,
mi intriga molto la risposta del professor Parsi, sperando che il suo contributo scientifico possa illuminare la politica anche sotto questo versante. Grazie al senatore Sonego. E adesso c'è la possibilità di intervenire, basta alzare la mano e venite raggiunti dal microfono e potete fare la domanda al professor Parsi. Non ce la facciamo raccoglierle. Cosa? Sono un po' sintetiche, se no non riusciamo a raccogliere le domande e non riusciamo a rispondere, solo questo. Ecco, domande sintetiche. Allora io do l'esempio chiedendo al professor Parsi l'era della divergenza, quindi la fine dell'era della convergenza. Siamo a una prospettiva nei documenti strategici ultimi dell'ottobre 2022, alla guerra tra stati, ma anche tra superpotenze, che viene pensata adesso, cioè si pensa che sia possibile un conflitto nei documenti strategici, si prevede come possibile, si inizia a pensare questo. E allora ecco che la prospettiva di Helsinki, dove invece si riconosceva il nemico e non lo si considerava completamente da annientare, da distruggere, ecco, è una prospettiva che è stata richiamata tra l'altro nella conferenza che è stata fatta il 13 di dicembre alla ambasciata italiana presso la Santa Sede, con Lucio Caracciolo, con Sua Eccellenza Parolin, con anche l'amministratore delegato dell'ENI, e quindi ecco quella riflessione lì, cioè effettivamente la contrapposizione democrazia e autocrazie rischia però di far considerare Hitler, Putin, e quindi di escludere come possibilità la pace, perché la pace si fa con un nemico. Però su questo ovviamente la risposta al professor Parsi. Scusate, anch'io l'ho fatta troppo lunga, ma adesso una bella domanda da parte del pubblico, ci teniamo molto. Ecco qui, c'è uno studente di relazioni pubbliche di Gorizia che era un appassionato di Parsi, quando ha sentito che veniva Parsi ha detto mamma mia. Che già hai fatto una domanda lunga, sì. Io volevo chiedere, il popolo italiano obiettivamente su certi argomenti non ha tutti gli strumenti per capire magari la guerra in Ucraina, soprattutto quando anche in TV certi media portano avanti tesi facendo riferimento a fatti storici che non rientrano magari nel bagaglio culturale delle persone. E poi mi chiedo, anche i miei studenti, anche recentemente è uscito un piccolo studio, non arriviamo neanche a studiare la guerra fredda. Quindi come possiamo noi comprendere certi aspetti storici, con quali strumenti? Se la scuola in generale o l'università ce ne forniscono pochi. Io rispondo un secondo però, perché la società civile dà degli strumenti, l'associazione Bobbio, la Socing, di storia, il professor Parsi con i suoi libri, quindi ci sono gli strumenti, basta impegnarsi ore e ore di studio. Il professore non si smentisce, Professore H24. Dottor Marinelli. Sì, il professor Parsi, cioè, in giudizio della posizione dell'attuale col precedente, in questo contesto di questa guerra ucraina, mondo occidentale, diciamo, e Russia. Si sta comportando bene, c'è diciamo che generalmente la politica estera italiana è sempre stata un po' in secondo piano rispetto ad altre nazioni. Bene, vediamo se c'è un'altra domanda in generale. Professor Jelen anche. Che... Non puoi stanare la gente. Sì. Questa è un po' più tecnica forse riguardo le relazioni internazionali, perché forse la questione cruciale, no, nel prossimo futuro sarà riguardo dell'Europa, dell'Unione Europea, riuscire a superare questa soglia della maggioranza, no, per arrivare all'unanimità. È possibile, perché in occasione di questo conflitto abbiamo visto come la risposta europea è stata
frammentaria, un po' anche contraddittoria, senza l'aiuto che arriva dall'altra sponda dell'Atlantico, non so cosa si poteva fare in questo caso. Bene, la parola al relatore, se non ci sono altre mani alzate. Ce n'è una. Venite raggiunti dal microfono. Molto sinteticamente, se l'Europa, diciamo, occidentale sarebbe stata autosufficiente economicamente in materie prime, gas, petrolio, la guerra avrebbe avuto un altro percorso? Spot del libro, c'è una bella risposta nelle incertezze interne nel libro. Allora, grazie. Io cerco di rispondere a tutti in maniera sintetica, anche perché dovevo ancora mangiare. Io a pranzo non ho mangiato perché E non ci sono le sanzioni. Non ci sono le sanzioni sul prosciutto arrosto. Allora, iniziando da Yalta ed Helsinki, certo, cioè, il problema è proprio quello, cioè, allora, Helsinki registrò lo status quo e trasferì la registrazione dello status quo da un piano di puri rapporti di forza appunto a un piano istituzionale. Ditemi se sono abbastanza chiaro, no? Cioè, fu proprio una manifestazione di quel discorso che facevamo, con cui abbiamo aperto il nostro ragionamento. Una grande istituzione internazionale, fondata sui principi che sono alla base anche delle democrazie, no? La violenza, il rispetto reciproco, eccetera, eccetera, per connettere sistemi autoritari e sistemi non autoritari che erano presenti in Europa, ok? In cui nessuno cercava di sovvertire, però, lo status quo. Era il passaggio da uno status quo bloccato semplicemente dal terrore nucleare, le solite cose che conosciamo, a uno status quo sul quale si edificavano istituzioni. E ha funzionato. Ha funzionato in termini, però anche lì, perché spesso, non il senatore chiaramente, spesso invece nel dibattito mediatico si lanciano gli slogan, poi no. Helsinki non solo fu neutrale, ma fu determinante per smontare il potere sovietico. Cioè, perché comunque l'Unione Sovietica aveva firmato un accordo, poi poteva anche mandare in galera la gente, ma Sakharov e il gruppo Carta 77, appunto, no? Il gruppo in Cecoslovacchia, cioè i vari gruppi di dissidenti potevano dire ai loro governi: ma voi avete firmato un accordo in cui è previsto il rispetto dei diritti umani. Ora capite che in questo momento non c'è niente di tutto questo, perché una potenza ha deciso di usare la forza militare per cambiare lo status quo. Quindi non siamo neanche a Yalta qui. Ecco perché secondo me lo spirito di Helsinki come punto d'arrivo, sì, è un buon punto, però come fai? Lo puoi fare se, mi collego alla risposta a Guglielmo, professor Cevolin, se si riesce ad arrivare a una tregua che però deve essere basata su due punti evidenti, cioè la tregua può arrivare nel momento in cui i russi si ritirano alle frontiere del 23 febbraio del 2022 senza che siano spinti fuori militarmente, se gradiscono, ma altrimenti con lo sforzo militare, e poi a quel punto si apre una trattativa internazionale vera per il destino dei territori annessi altrettanto illegalmente dopo la guerra del 14. Ma se non c'è il primo passaggio non c'è possibilità di muoversi, perché non c'è nessuna manifestazione di cambio del punto di vista. E Guglielmo, sai, in Vaticano, se c'è un posto in cui hanno le idee confuse in questa guerra, è il Vaticano. È veramente stupefacente quanto riescono a fare casino su concetti abitualmente semplici in realtà. Perché il punto fondamentale non è che nessuno vuole non riconoscere il sistema autocratico russo. Allora, i russi, se vogliono tenersi Putin, possono tenersi Putin, Belzebù, il fantasma di Stalin, non c'è problema. Salvini, se se lo vogliono prendere, perché no? Cioè, qualunque cosa si possono tenere. Ma il punto della Russia è che la Russia si è comportata in maniera aggressiva all'esterno. Quindi, cioè,
Non è possibile, noi non vogliamo distruggere la Russia, basta che la Russia si conformi a quelli che sono i dettami internazionalmente accettati del comportamento politico, dopodiché la Russia a quel punto deve essere riammessa. Riammesso che non vuol dire però gratis, tu sei un giurista, qui non stiamo, la pena può essere sospesa, ma non può non essere comminata. Se uno commette un reato, è condannato, è una pena. Poi dice, abbiamo parlato dei crimini con il dottor Florit, che è un giudice internazionale. No. Cioè, altrimenti è la barbarie, altrimenti vuol dire che chi è più forte fa tutto quello che vuole. Quindi, secondo me, la possibilità del conflitto, cioè quello che è cambiato chiaramente è che, come tu dicevi, sulle dottrine strategiche, certo, durante la guerra fredda si parlava dell'impossibilità del conflitto, oggi si parla della possibilità del conflitto, ma perché? Perché il conflitto c'è. Cioè, la cosa fondamentale è che la Russia ha attaccato l'Ucraina, mentre l'Unione Sovietica non aveva attaccato attori esterni. Stalin, la cui brutalità direi indicibile, non ha mai attaccato cose fuori da quello che era stato riconosciuto reciprocamente in quella maniera alta. No? Questo sta attaccando un paese che era all'interno di un processo di democratizzazione, anche questa cosa va detta, cioè non è vero che, come si chiama, che Zelensky Zelensky non ha mai abolito la lingua russa come lingua possibile, neanche in questi mesi, nell'Ucraina orientale. Non è minimamente vero che Zelensky abbia provocato morti, cose, anzi, se c'è qualcuno che ha cercato di uscire dal blocco, dal cul-de-sac dei rapporti tesi tra Russia e Ucraina dopo la guerra del 14, questo è stato Zelensky. E il problema è che per fare la pace deve esserci la buona fede dell'altro. Io vi ricordo che Putin fino al giorno prima, a poche ore prima dell'invasione, continuava a sostenere che non avrebbero invaso l'Ucraina. Allora lì il parallelo con Hitler è sulle modalità, perché bisogna tornare a Hitler per trovare qualcuno, o a Stalin, per trovare qualcuno che mente sistematicamente e continua a fare l'opposto di quello che dice. E questo è un problema. Putin è un problema? Secondo me sì. I russi possono cambiarlo se vogliono, non democraticamente, che è piuttosto difficile a quanto pare, però io penso che il cartello di oligarchi che sta sotto Putin e che ha avuto ricchezze garantite da Putin e che l'appoggia fino in fondo, adesso sta subendo talmente di quei danni che ci penserà due volte a non fargliela pagare politicamente. Il popolo italiano, c'è una parte del libro, proprio la parte conclusiva che io dedico all'Italia, perché sono perfettamente d'accordo con lei, cioè, perché gli italiani sono così sono tra tutti i popoli europei, sono quelli che sono più compiacenti rispetto a Putin, quelli che dicono vabbè ma bisogna poi mandargli le armi. Poi c'è stato un sondaggio quest'estate in cui le risposte degli italiani erano: vuoi mandare le armi all'Ucraina? No al 60%. Ma se le armi le manda l'Unione Europea? No al 55%. E se le armi le manda la NATO? No al 49%. Ora, è evidente che la NATO e l'Unione Europea non è che sono due cose diverse l'Italia fa parte di queste cose, quindi dava proprio l'impressione che mandiamo, nel limite le mandiamo ma senza mettere il mio nome sul mittente, che non si sa mai cosa potrebbe succedere. Allora, secondo me la responsabilità di una serie di problemi che abbiamo noi italiani è proprio il disinvestimento sull'istruzione pubblica per decenni, sui luoghi dell'istruzione, sulla formazione degli insegnanti, no? Cioè, sulle borse di studio. E però adesso l'ideona è replicare la circolare Fioroni, che nel 2003 forse vietava l'utilizzo del cellulare in classe. L'ideona, no? E l'altra, che tanto costa zero chiaramente, no? E l'altra ideone è l'efficacia formativa dell'umiliazione. Uno sa che anche un cane, se lo prendi a sberle sul naso, diventerà un cane cattivo, quindi umiliare le persone quando sbagliano, non capisco. Queste sono le ideone che sono in circolazione. Allora, il problema è che non è che siano idee di destra, di sinistra, eccetera, ma che sono idee slogan a costo zero. E sempre sull'istruzione se ne viene fuori con queste cose qua.
oppure appunto 30 giorni di servizio militare. Penso, i militari chiaramente hanno i capelli dritti in testa, che cosa cacchio se ne fanno di gente che sta lì per un mese a dar fastidio, a costare soldi? Cosa serve? Però questo è un po' il dibattito, però è anche vero, come diceva il mio collega, esimio collega, che se uno vuole ha gli strumenti per informarsi. Chiaro che c'è tutto un circo mediatico per cui, no? Ieri, no, martedì scorso, no? Lo stesso soggettone che non riusciva a capire che stava citando il nome tradotto di un articolista che era un premio Pulitzer. Cioè 2 premi Pulitzer vinti, capito? Cioè, come se non riesco... Mi sono accorto che stavo citando uno che, traducendolo in italiano il cognome, che era, che posso dire io, Eco, sì, Umberto Eco. Questo dice una scemenza del genere, che poi fa tutta una serie di spiegazioni assurde, la sera dopo va in televisione e il posto in cui lo invitano sistematicamente non gli fanno nessuna domanda, chiaramente, nessuno dice niente, tutto come se non fosse successo niente, perché è un lapsus, e no. Un lapsus, se io dico, invece di dire Guglielmo, dico Giacomo, questo è un lapsus. Ma se io costruisco tutta un'argomentazione strampalata, usando in quel modo le fonti, vuol dire che, guarda, questa è la scemenza che è talmente evidente che vede chiunque, ma questo è il modo in cui tu usi sempre le fonti, le cose. Cioè, è una cosa che da un punto di vista accademico è la cosa più peggiore che puoi fare. C'è stato questo dibattito, ma no, però questo è anche un paese in cui quando c'era una ministra che aveva copiato la tesi di dottorato, sì, vabbè, no? Se è tuo, ma anche, tranne quelli che lo denunciavano, però quelli che lo denunciavano, quando c'era un primo ministro che aveva taroccato il curriculum accademico dicendo che era stato visiting professor a Stanford, solo perché era entrato nell'ufficio dei gadget, nel negozio dei souvenir di Princeton e di Stanford. Ma l'aveva visitato. Sì, hai capito? Cioè, allora, questo è la roba, è questo che ti fa cadere le braccia, perché quelli che si scagliavano giustamente contro la Madia, poi quando Conte ha fatto quella roba lì, zitti e muti. No? O quando questo signore Ernesto Fante dice queste cose, zitti e muti gli fanno scrivere gli articoli sul loro giornale. Cioè, purtroppo questo è il paese. Però noi sappiamo una cosa che abbiamo imparato durante la pandemia, che sempre dipende da noi. Durante la pandemia, in attesa che venissero prodotti i vaccini, noi abbiamo messo la mascherina, siamo stati a casa e ci siamo distanziati. E questo ha fatto la differenza. Tantissimi morti vengono a Milano, a Lombardia, penso che un terzo dei morti sono in Lombardia del Covid. Allora, noi abbiamo fatto la differenza col nostro singolo impegno individuale, altrimenti altro che 150.000 morti avremmo avuto ancora più morti. È la dimostrazione più plastica che anche di fronte a un fenomeno pazzesco, come un'epidemia di una roba che non conosci, che non ti aspetti, eccetera, tu puoi fare la differenza. Dovremmo ricordarci di più questa è l'unica vera lezione. Noi sento parlare continuamente della lezione appresa dalla pandemia. No, guarda, tutte sciocchezze. Ma questa però non dobbiamo dimenticarcela. Non è che abbiamo salvato il mondo con la mascherina, abbiamo salvato tante vite. Quando non c'erano altri non c'era nient'altro da fare che impegnarsi in prima persona. Allora, questo secondo me dipende da noi. Non siamo dei selvaggi, sappiamo benissimo, capiamo sufficientemente per distinguere le sciocchezze dalle cose ben fatte. E non è che le cose ben fatte sono tutte di una parte e le sciocchezze tutte di un'altra, no. Ripeto, ci sono fior di studiosi che sulla base di argomentazioni diverse possono sostenere punti di vista diversi tra loro, ma ci mancherebbe altro. La scienza va avanti per confronto, anche le scienze nostre vanno avanti per confronto. Però la prima cosa che devi fare è non perdere tempo con le buffonate, perché, come dice il vecchio proverbio inglese, se giochi a scacchi con la scimmia, vince la scimmia. Perché se cerchi di capire come fa la scimmia a giocare, provi a seguire il suo gioco, lei sa qual è il suo gioco, che non c'è, è casuale. Tu perdi perché c'è qui una logica. Allora, quello noi dobbiamo farlo sempre, diffidare di quelli che anche la pensano come noi e che la buttano in fantastico, in cacciara sostanzialmente, perché se no facciamo cose diverse.
Sulle posizioni dei governi italiani, tutto sommato i governi italiani non sono comportati male, secondo me, anzi. Il governo precedente, l'idea che fa più male ai russi, la sanzione che fa più male ai russi, l'ha inventata Draghi. Ed è quella del congelamento delle riserve in valuta delle banche russe, della banca centrale russa, costituite presso le banche occidentali. Non era stato mai fatto. 300 miliardi di dollari che saranno impiegati, ha già detto von der Leyen, per ricostruire l'Ucraina, visto che l'Ucraina l'hanno smontata i russi e con i soldi dei russi la rimonteremo. Questo è una cosa incredibile. Quindi chapeau a Draghi. E Meloni, tutto sommato, almeno su questo, al momento non si sta comportando male, tanto più considerando che ha nella sua maggioranza almeno 2 esponenti politici i cui rapporti con la Russia, con Putin e con il partito di Putin e con gli affari di Putin non sono mai stati chiariti fino in fondo, per cui al momento sta ben performando, vedremo quanto andrà avanti a farlo, ma io mi auguro come cittadino italiano, visto che ha vinto le elezioni, che continui a mantenere quella posizione. Sulla Unione Europea è vero, però se noi avessimo chiesto ai nostri studenti 2 anni fa, 2 anni e mezzo, 1 anno fa, immaginate una situazione in cui ci sia una pandemia che alla fine comunque non è ancora del tutto passato, alta inflazione legata ai prezzi delle materie prime, perché non sono a distanza, effetti del long Covid sul sistema economico, Brexit, cambio della gran parte della classe dirigente dei paesi europei, un presidente americano che, tornate al 23 febbraio, era stato bullizzato perché era vecchio in Italia, poi che noi siamo bravissimi a bullizzare, diceva no ma quello è vecchio, non vedi che trema, perché gli italiani fanno questo, capito? Cioè guardano e dicono ma ha fatto un rumore, è sconveniente, non c'è dubbio, ma non lo stiamo giudicando come metro dell'eleganza e non stiamo facendogli fare 100 metri, non è questo il punto è essere capaci di prendere decisioni, di circondarsi di collaboratori validi. E però noi siamo sempre convinti che siamo tutti da Maria De Filippi o al Grande Fratello VIP o a X Factor, cacchio, cioè, no? Questo è il dramma. Ma in ogni caso, se avessimo detto ai nostri studenti, la Russia invade l'Ucraina e l'Unione Europea cosa fa? Così dipendente dal gas, bla 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 bla. Ecco, la risposta è stata non andare in giro col microfono, perché non rispondo più domande. Perché sto morendo di fame. E l'Unione Europea riesce a tenere una posizione coerente, noi avremmo detto ma impossibile, figurati, e invece siamo riusciti con 1000 difficoltà. Poi quello che abbiamo fatto fino adesso è tanto, è abbastanza? No, riusciremo a fare quella parte che manca? Vediamo, non è mai detto niente nella vita, però fino adesso più sì che no. Zelensky in questo ci ha molto aiutato, dimostrando una capacità pazzesca di mobilitare il sostegno della sua opinione pubblica. Una delle cose più umilianti come italiano che sento ogni volta sentir dire però poveri ucraini. Ma gli ucraini, c'è una compattezza dell'opinione pubblica che è incredibile, ma perché gli ucraini conoscono i russi, già li conoscevano prima e adesso li conoscono meglio ancora, visto che gli stanno distruggendo il paese, i crimini di cui i russi si stanno macchiando. Cioè, questo è una cosa straordinaria che ha anche aiutato noi. Quindi io, come al solito, sono ottimista. Perché un ottimista, in Italia la cosa che gira sempre è un pessimista e un ottimista che ha avuto esperienza. Sempre con quell'idea che no, perché io lo so, perché io ho visto cose, no? Sapessi. Ecco, io vi dico cos'è un ottimista. Un ottimista è un pessimista che ha preso delle contromisure. E siccome ha preso le contromisure giuste, sa che si può essere ottimisti, che non vuol dire che è facile. Essere ottimisti non vuol dire che diventa facile. Ci sono tanti bisticci in italiano che la gente usa inconsapevolmente. Essere ottimista non significa né essere semplicistico, io spero di non avervi dato l'impressione di una lettura semplice della realtà stasera, e né significa essere senza pensieri. No! Tutt'altro. Essere ottimista significa questi sono i problemi, secondo me sono legati a questi tipi di cause e penso che su queste cause si possa agire così.
e quindi penso di avere uno strumento per poter andare avanti. Questo è. Nella nostra vita senza ottimismo non andremo da nessuna parte e nessuno di noi ha soluzioni in tasca, evidentemente. E infine l'autosufficienza, se ricordo bene. Certo, l'Europa ha fatto di peggio che non essere autosufficiente. Tra il 2014 e il 2022 ha raddoppiato le importazioni di gas russo. Potrei dirvi che ci sono testimonianze visive del fatto che io avessi già detto nel 2014 non bisogna farlo, bisogna tagliare, ridurre, ma chi se ne frega, perché tanto una volta ci avrò preso, una volta avrò sbagliato, amen. Ma il punto vero è che nonostante questo stiamo tenendo in qualche modo botta. Noi dobbiamo ridurre la dipendenza dai sistemi autoritari quando questi sistemi sono autoritari ed aggressivi, autoritari minacciosi. Tutti i sistemi possono essere minacciosi, anche il Qatar, solo perché abbiamo detto, scusate, ma questi soldi sono vostri, per lo scandalo, no? Del Parlamento, hanno detto adesso, non insistete perché sennò non vi diamo più il gas, vedremo, cioè, è pieno di gente che chiacchiera, poi potevi farlo. Noi dobbiamo essere su questo più cauti ed essere pronti a un'ecologia della libertà, per cui insomma, così come riduciamo, sappiamo che c'è un costo delle emissioni ambientali che contabilizziamo nel costo finale di un prodotto e lo usiamo per cercare di inquinare meno, per fare in modo che l'ambiente naturale sia più ospitale per la specie umana, dobbiamo anche essere disposti a patire dei sacrifici economici perché il mondo politico sia ancora ospitale per la specie democratica, perché se no non ci sarà più. E allora, nuovamente, io sono un essere umano e credo nella democrazia e quindi voglio che il pianeta sia ospitale per la mia specie anche e per le democrazie. Se c'è un mondo che diventa ospitale solo per i baccherozzi e per i sistemi autoritari, non ci voglio stare in quel mondo, il che significa non che mi suicido, ma che lotterò affinché quel mondo non sia così. Semplice. Ce la faremo, non ce la faremo? Beh, se non inizi, non finisci. Guardate, e concludo, è come in navigazione. Si naviga in tutte le condizioni meteorologiche. Avverse con di meteo, buone con di meteo. Cosa sa il marinaio? Che deve andare dal punto A al punto B. E se il mare lo consente, il vento lo consente, va a vele spiegate, è tutto tranquillo. E se il vento e il mare non sono in quelle condizioni, riduce la velatura, cerca di prendere meno schiaffi possibili dalle onde, ma sempre lì deve andare. Non è che si fa portare dal vento e dal mare. Allora, la nostra vita, così come la democrazia, è un viaggio infinito. Noi dobbiamo continuare a tendere verso quell'obiettivo di fare del mondo un posto sempre più sicuro per le democrazie. Adesso è più difficile rispetto a 30 anni fa, sì, ma nel 1940, quando l'Inghilterra rimase da sola a combattere contro i nazifascisti e Stalin era alleato dei nazisti, era ancora più difficile. E meno male che gli inglesi hanno pensato che valesse la pena andare avanti, non hanno detto no, ma quelli sono più forti, inutili, cosa vuoi fare? Ci costerà troppi sacrifici. Ecco, si parla molto di sacrificio, forse dovremmo un po' recuperare un'etica non del sacrificio fino a se stesso, ma un'etica del fatto che diritti e doveri sono impastati insieme e che a volte abbiamo dei doveri a cui ottemperare se vogliamo continuare a godere nella bella stagione dei diritti. Ci hanno fatto stare qui questa sera in questa sala a parlare tranquillamente del più del meno di cose molto gravi di cui una volta se avessimo detto ma secondo me qualcuno avrebbe detto portatelo via, se non è d'accordo. Grazie ancora per l'attenzione, davvero. Allora dobbiamo concludere qui la serata e do l'esempio, facciamo fare una delega, una firma. dedica a Storia, però la chiediamo. Va bene. Allora, se venite qua vi firmo i libri, chi volesse. Ottimo. E vi saluto. Ottimo, e grazie. E buon Natale in friulano, buon Natale. E chiederei al professor Jelen se ce lo viene a dire in sloveno, per favore. Vieni. E ci vediamo
la prossima iniziativa di storia qui nell'ambito del corso di geopolitica. Ecco che l'esempio è stato seguito. Oh, grazie. La seguo sempre da Michele Bondrini e da Come si chiama? Manuel. Grazie Igor, grazie professor Iene. Meno male che ci sono persone come lei, cavolo. Grazie Manuel. Complimenti, Grazie mille. Grazie a lei. Potevo portare io qua se non sto sbagliando. Adesso andiamo, tanto è qua.